i turisti e le turiste al Grand Hotel, intrattenendo i miei clienti con aneddoti osè, perché già so che idee che hanno di me. Vicino al banco fra il mio pubblico è arrivata lei, quell'inglesina della suite 203, col vestitino a fiori play, altri 2 fiori a décolleté. Mi guarda e so che idea che ha già di me. Sarà la mia verve, il mio sorriso, lo sguardo e il savoir-faire, la luce del bar e l'atmosfera, la gente ritiene che io sia un playboy, un gigolò, Casanova, Don Giovanni. Ma che playboy, che gigolò, io ci sto perché già so che è soltanto un'idea nella testa della gente. Mixerò nei miei drinks alcol, sesso e rock and roll. Mezzanotte i miei clienti se ne vanno via, pulisco il bar da solo con la mia allegria. Tra i bicchieri questa musica e la macchina a caffè, mi tolgo il cravattino e penso a lei, all'inglesina che beveva piano il suo gin fizz. Avrei voluto dirle baby give me a kiss, ma fuori del mio banco sono un imbranato più che mai, e andando via m'ha detto ciao goodbye. Ma sarà la mia verve, il mio sorriso, lo sguardo e il savoir-faire, la luce del bar e l'atmosfera, ma ecco è tornata nel bar. Le chiedo cosa prende, lei mi dice voglio te. Vabbè che questa qui è inglese, ma non è l'ora del tè. Così capisco il doppio senso dentro gli occhi suoi. Mi bacia e dice kiss me all, ed io non posso dirle no, perché il cliente c'ha sempre ragione.